Spuntano nuove ipotesi per la ripresa del campionato di Serie A. Nella riunione di Lega in programma martedì si discuterà dell'idea di riprendere a giocare partendo con i 4 recuperi della 25esima giornata del torneo. Atalanta, Sassuolo, Hellas, Verona, Cagliari, Inter, Sampdoria e Torino, Parma. Il Consiglio di Lega potrebbe decidere di recuperare prima queste 4 partite per ripartire poi con tutte le 20 squadre di Serie A nelle stesse condizioni, cioè con lo stesso numero di incontri disputati. Questa ipotesi verrà valutata nel Consiglio della Lega, che poi dovrà formalizzare la proposta da discutere giovedì nel decisivo vertice col ministro dello sport Vincenzo Spadafora. La Lega sta valutando la possibilità di utilizzare la data del 13 giugno per i 4 recuperi e poi il 20 dello stesso mese tutta la Serie A ripartirebbe in blocco con la 27esima giornata. Dopo la Bundesliga già ripartita, la Serie A e la Liga, passi avanti verso la ripartenza anche da parte della Premier League. Il governo britannico ha infatti dato il via libera per il passaggio alla fase 2 del piano di ripresa delle competizioni sportive, consentendo il contatto fisico in allenamento. La data ipotizzata per la ripresa delle gare è il 19 giugno. Su questo punto però le discussioni sono ancora in corso. Gli allenatori in particolare vorrebbero più tempo per la preparazione e avrebbero individuato a fine giugno il momento ideale per ripartire. Il triangolo di mercato Barcellona-Parigi-Torino continua ad essere molto attivo. Secondo il quotidiano spagnolo Diario Gol, il Barça sta provando in tutti i modi a riprendere Neymar dal Paris Saint-Germain e persino Leo Messi sarebbe intervenuto in prima persona sostenendo il ritorno del brasiliano in blaugrana. Il patron dei francesi, Nasser Al-Khelaifi, sarebbe anche d'accordo ad un trasferimento di Onei, purché nell'operazione venga inserito anche Ousmane Dembélé del Barcellona, molto stimato dai vertici parigini, ma che potrebbe essere inserito nella trattativa con la Juventus per la cessione di Miralem Pjanic. Stando a quanto riportato dalla testata iberica, Messi sarebbe a conoscenza dell'intreccio di mercato e avrebbe chiesto personalmente al numero 1 dei blaugrana di preferire il Paris Saint-Germain per un'eventuale cessione di Dembélé. Prima la chiusura anticipata della Serie A con la mancata assegnazione del titolo, ora anche Eurolega ed Eurocup hanno deciso di chiudere i battenti. Il basket europeo ha preferito concentrarsi su come organizzare al meglio la prossima stagione, che ripartirà con le 18 formazioni che erano alla via nella stagione in corso, mentre hanno garantito il posto nella prossima Eurocup le 8 formazioni che si erano qualificate per i quarti, comprese le italiane Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia, a cui si aggiungeranno altre 16 formazioni sulla base delle classifiche nazionali. Fissate inoltre anche le date per la nuova stagione. Il 30 settembre partirà l'Eurocup, il 1 ottobre l'Eurolega. La decisione è arrivata al termine della riunione di lunedì che comprendeva gli 11 club con licenza pluriennale dell'Eurolega. I fattori che hanno portato alla sospensione definitiva sono la salute e la sicurezza di atleti, tifosi, staff, partner e comunità locali. L'evoluzione della pandemia non garantiva a tutte le squadre le stesse condizioni per prepararsi, oltre alle diverse restrizioni sugli spostamenti che avrebbero impedito alle squadre di viaggiare. È la decisione più difficile presa nei nostri 20 anni di storia, ha ammesso il presidente di Eurolega Jordi Bertomeu. Bocciate le alternative sul tavolo, come la disputa delle ultime 6 giornate di regular season mancanti fra il 4 e il 26 luglio e poi l'assegnazione del titolo in una Final 8 da giocare in un'unica sede.